3 punti preziosi in palio al Palarigo Piano, quelli che ora servirebbero al Pescara per riavvicinare la zona playoff, gli stessi che però cercherà l'Italpol per tentare l'aggancio al Cus Molise. Amici del futsal, ben ritrovati per l'anticipo della 19ª giornata della Serie A2 Elite. Ancora per Rodriguez, Coco Smith, non lo perde di vista del Ferraro. In profondità, gira al volo Dudu Morgado, ottima la combinazione. Pezzin, la finta, ancora lato lato per Ippoliti in avanti e a cercare la conclusione che arriva puntuale da parte di Meuto. Marrazzo all'indietro con l'esterno, Baiocchi gira per Scarinci contro del Ferraro, lo va a puntare, rientra sul destro, sul primo palo, paratissima di Basile. Masi, le finte di Masi, l'accelerazione, il destro e ancora Basile. Il fischio, si è mosso Coco Smith, Meuto e Coco Smith a fermare la conclusione. Molero in opposizione, Rodriguez allora a sinistra, prende il centro, trova un varco per Coco Smith che rimette in mezzo Scarinci con il destro, debole però la conclusione. Almeno c'è soltanto Meuto però pressato, recupera Masi, va con il destro in scivolata Pezzin. Masi per Coco sul secondo palo, Marrazzo! Vantaggio dell'Academy Pescara. A 4:08 dall'intervallo si sblocca l'anticipo con la rete del numero 9 di casa. Scarinci riceve dall'Onder sui 10 metri, spazio per il suo mancino, arriva a chiudere Ippoliti, pallone in mezzo, Coco si ritrova lì la sfera, poi ancora dall'Onder contro Basile che chiude tutto. Pezzin contro Coco, arriva anche il blocco di Stoccata che riceve in mezzo, poi Cilli, paratona, ce ne sono due sulla stessa fascia, pallone in mezzo, poi Rodriguez che riesce a saltare e va con il mancino sbagliando però l'ultimo tocco. Parte Rodriguez con il mancino per Marrazzo e chiude tutto Basile, poi Morgado tiene lì il pallone, lo protegge, arriva la sirena e torna alla vittoria l'Academy Pescara con la rete decisiva da parte di Marrazzo. 1-0 contro l'Italpol che ha venduto carissima la pelle